perfetto funzionamento della macchina organizzativa ha permesso finora, vi ricordo, prevista alle ore 10:50, verrà leggermente anticipata, ma adesso portiamo troppo anticipo. Eccoli che si schierano in zona parte, eccolo qua, subito con il cronometro che scatta, e per loro i primi metri della gara. Qui la gara si fa tattica, sicuramente si farà lunga perché avremo 2 giri completi del nostro percorso, quindi 2000 metri. Gara evidente. Gli esordienti che l'hanno percorso proprio in tutta questa parte. Adesso anche per loro ci sarà la veloce curva destra. Abbiamo imparato a conoscere anche il passaggio all'interno del nostro percorso qui al Parco dell'Infano. Ma che si stoppa? Va bene, Ma stoppa! Hop! Sara, hop! Stava un metro più alto, insomma, non arriva a al posto qua. Vai avanti, vai avanti! Sì, portate avanti! Bucata, vai dentro! Dopo io la va. Ecco la ciappa da largo. Che madonna quella là, la ciappa da largo. Si è allungata la fila. Qualcuno già a 500 metri propone un ritmo proibitivo. Eccole là, adesso sì. Qualcuno se ne sta andando, siamo veramente vicini al passaggio dei primi 1000 metri. La zona d'entrata, ma soprattutto completare gli esercizi di riscaldamento, mentre ecco qua la testa della nostra gara che sta raggiungendo appunto la campana, suona per le prime atleti la campana. Vediamo un po' con il pettorale 311 e Emma seconda operazione atletica Alto Gargaleno, Valentina Santoni, vediamo un po' se c'è rimasti tardate ma meritano comunque il nostro sostegno, mentre la leader, la Emma Garber, ha decisamente imposto impossibile per le avversarie, ma dilatandosi sempre più. Delle inseguitrici che forse si va compattando e quindi assisteremo probabilmente ad un ricongiungimento per quanto dai che sono lì, non mollate. può anche cominciare a gestire la gara, ma vuole ancora spingere al di là dei 5 minuti e 20 secondi ormai da quando è stato dato il via. Lei se ne sta andando. Ancora un passo importante per lei. Brava Alessia! Via! Spera di farlo, spera di farlo. Aspetta che lo dico qua. Io ho paura del lungo. Fuori, no? Fa la difesa Eccola qua, ormai in zona traguardo la nostra Emma Elisabeth
passato 7-3. Prima, vediamo un po', tra poco la volata per il secondo e terzo posto, vediamo qui. Gli arrivi si spetta fino sul traguardo. Quindi ci fornisce la classifica ufficiale di questa cross per le cadette. 2 chilometri del nostro percorso. Adesso arrivi, adesso atleti ancora sul percorso. Adesso eccolo qua, al traguardo Atletica Valli di Nono Sole, ancora Atletica Trento. Difficili del nostro percorso, un percorso estremamente pianeggiante ma sicuramente molto poderoso e movimentato, che mette a dura prova le nostre ragazze. Litorale 325, Atletica Loppio per Sara Spagnoli e ancora con il 300.